Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valorizzare il patrimonio nuragico sardo è l'obiettivo dell'associazione La Sardegna verso l'UNESCO, che a partire da oggi ha dato il via a un ciclo di incontri con il coinvolgimento di tutte le professionalità interessate al progetto. Quello di questa sera è stato il primo appuntamento di carattere divulgativo, che ha visto come protagonisti il presidente dell'associazione Pierpaolo Vargiu ed il presidente del comitato scientifico Francesco Pigliaru. Presidente, quanto è importante valorizzare il nostro patrimonio nuragico sardo anche dal punto di vista economico? Ovviamente è importantissimo, abbiamo una risorsa straordinaria, per definizione unica, con una densità di frequenza nel territorio molto rara nel mondo, e quindi è un po' assurdo che in questo momento solo il 10% dei turisti pensi di dover visitare un sito nuragico, o perché proprio non ne conosce l'esistenza, o perché lo trovo poco interessante, perché forse non ha ben capito di cosa si tratta. Quindi c'è un lavoro fantastico, nel senso di enorme ma anche entusiasmante, da fare per cambiare questo stato di cose. Lei pensa che l'istruzione faccia abbastanza anche nella nostra isola per permettere e consentire di conoscere appieno anche il patrimonio che abbiamo a disposizione? No, c'è da fare moltissimo anche lì. Il convegno che è stato fatto nel novembre scorso dimostra che c'è interesse, che c'è molta ricerca ancora da fare, che bisogna ancora ben capire alcune caratteristiche di questa che chiamiamo civiltà nuragica, ma di cui sappiamo, nonostante il grande lavoro degli archeologi, ancora poco. Ma insomma, in genere questa è una cosa interessante, perché quando si sa poco c'è anche un po' di mistero. Il mistero attrae interesse e noi dobbiamo, certo, pian piano risolvere il mistero, ma anche far capire che il mistero in qualche misura esiste ed è molto interessante nel contesto del Mediterraneo. Presidente, oggi prenderà il via il primo di una serie di incontri sul patrimonio nuragico sardo. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è la valorizzazione della civiltà nuragica, che noi stiamo cercando di ottenere attraverso il riconoscimento di un valore identitario importante qual è la nostra civiltà, che possa essere considerato patrimonio mondiale dell'umanità attraverso la World Heritage List dell'UNESCO, nella convinzione che questa ricchezza straordinaria di cui noi disponiamo in Sardegna debba essere raccontata al mondo e debba diventare per la Sardegna uno straordinario volano di sviluppo economico. Noi non pensiamo che la nostra civiltà nuragica debba rimanere chiusa in cassaforte, siamo convinti che debba essere raccontata a tutto il mondo per poter trascinare l'economia sarda. Questi incontri si svolgeranno fino al mese di luglio. Verso chi sono rivolti, chi potrà partecipare e come saranno strutturati? I nostri incontri sono divulgativi, cioè hanno l'obiettivo di raccontare un percorso che la Sardegna sta facendo, che innanzitutto mira a convincere i sardi di una ricchezza straordinaria di cui oggi noi disponiamo e che, se non siamo in grado di raccontare, di narrare all'intero mondo, non può diventare quello che invece noi speriamo che possa diventare presto, e cioè un elemento che può consentire alla Sardegna di migliorare la propria economia e di portare benessere e opportunità in tutte le case dei sardi e soprattutto dei giovani che oggi vanno via dalla Sardegna. Il tempo passa, corre come un cane che ha visto il suo padrone che non trovava più.
Dopo gli appuntamenti di Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano e Tortolì, il Job Day, l'iniziativa organizzata dall'assessorato regionale al lavoro e dall'ASPAL per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, fa tappa a Cagliari. 2 giornate fitte di eventi, non solo colloqui di selezione, ma anche proposte formative, convegni, seminari, talk e laboratori, con l'obiettivo di fornire supporto alle tante persone accorse alla fiera fin dall'apertura degli stand, nel percorso di scoperta delle proprie attitudini, competenze, motivazioni, fornendo loro strumenti utili per la ricerca di un impiego e per la riqualificazione professionale. Job Day Sardegna, un vero e proprio trionfo di partecipazione, con numeri in aumento. E le ultime 2 tappe del Job Day Sardegna 2024, un grande entusiasmo del territorio che ha risposto anche in questa occasione con una partecipazione importante da parte delle aziende, sono oltre 300 le aziende presenti e quasi 7.000 i posti di lavoro messi sul mercato di questa fiera e tantissime le candidature. Oltre 25.000 le candidature, saranno invece 7.500 i colloqui nei padiglioni della fiera. Volevo chiedere a proposito di posizioni di lavoro in diversi ambiti. I settori economico-produttivi sono tutti rappresentati, quindi si va dall'agricoltura al benessere, al settore delle assicurazioni finanziarie, al turistico, alberghiero, alla logistica, trasporti, tutti i settori sono rappresentati. Un'ampia ricerca di posizioni vacanti riguarda il settore turistico alberghiero, quindi è preponderante anche nell'area sud Sardegna, ma sono davvero rappresentati un po' tutti i settori. E un dato importante è che la domanda di lavoro non è soltanto a tempo determinato ma anche indeterminato. Sono numerose le posizioni di lavoro che garantiscono una certa serenità da un punto di vista economico, retributivo per coloro che accederanno a queste posizioni. Quindi un dato questo che è in linea con quello che è l'andamento del mercato del lavoro, con un incremento dei lavori delle posizioni a tempo indeterminato anche nel territorio della Sardegna. Quella di Cagliari è l'ultima tappa del Job Day 2024, possiamo fare un piccolo bilancio di questa edizione? L'edizione 2024, che riguarda tutte e 6 le tappe nel territorio, è stato un crescendo rispetto alla prima edizione itinerante del 2023. C'è stata un'attesa importante del territorio e quindi una maggiore partecipazione sotto tutti i punti di vista. Non solo le imprese e le persone disoccupate, quindi in cerca di lavoro, ma abbiamo avuto un'ampia partecipazione da parte anche delle scuole che hanno percepito appunto l'importanza di fruire di servizi di orientamento dedicati agli studenti e la grande importanza di poter intercettare in un unico luogo sia l'offerta formativa terziaria, l'università, gli ITS, ma anche l'offerta di lavoro proveniente dal pubblico, dalle pubbliche amministrazioni, con le forze armate qui rappresentate, ma anche con la presenza degli ordini professionali. Quindi tutto il mondo del lavoro è qui rappresentato in questo grande hub per dare una ampia varietà di servizi e di possibilità, di opportunità alle persone. Un aspetto importante che è in qualche modo anche una piccola novità del Job Day 2024 è stata data la possibilità alle imprese di presentare se stesse, quindi di far conoscere ai più giovani in cerca di lavoro quali sono le caratteristiche, la filosofia aziendale per poter avere l'opportunità di un possibile ulteriore incontro anche dopo il Job Day. Possiamo dire che questo Job Day itinerante sia un po' innovativo, nel senso ci sia anche un ascolto dei territori? L'ascolto dei territori era il nostro primo obiettivo, avvicinarci per far conoscere tutta la varietà dei servizi pubblici per il lavoro che molto spesso sono poco conosciuti, sono sostanzialmente i servizi che erogano i centri per l'impiego in tutto il territorio, quindi questo ascolto del territorio ha il valore appunto di dare una nuova opportunità alle persone e di potersi rivolgere ai nostri uffici per poter ricevere supporto. La fiera campionaria di Cagliari che si anima, seconda edizione itinerante del Job Day, e Cagliari la chiusura di un percorso sardo. Sì, decisamente un evento importante, itinerante come hai già anticipato tu, relativamente al mondo del lavoro, quindi comunque un tasto dolente nella nostra isola. I padiglioni sono molto dinamici.
Sì, la fisionomia del quartiere fieristico manifesta la sua importanza all'interno della città di Cagliari per questo genere di eventi e ancora oggi testimonia la sua importanza in questo genere di mercato. Massimo Temussi, Deus ex machina del Job Day, come è cambiato nel corso degli anni questo evento che abbiamo visto essere itinerante e come è cambiato il mercato del lavoro? Oggi affrontiamo questo evento con un mercato del lavoro che dà dei numeri che non hanno precedenti, 61,7% di occupazione in Italia, una delle percentuali più alte mai viste, e contratti a tempo indeterminato che crescono a dismisura con la più alta percentuale di contratti a tempo indeterminato, anche questa mai vista negli ultimi 50 anni, ma cresce il mismatch, oltre 1 milione di posti di lavoro che non trovano risposta. Questo è un rebus che i fondi comunitari e eventi come questo devono fare di tutto per intercettare e per risolvere, perché abbiamo 2-3% di PIL, di potenziale PIL che può crescere, ma non riusciamo ad accontentare le imprese nei vari settori. Nell'alta fascia che digitale, laurea STEM, ma anche in tanti settori come l'edilizia, come l'agricoltura, l'allevamento, logistica, sono tutti settori che soffrono tantissimo di mancanza di professionalità e quindi bisogna fare di tutto per far incrociare questi mondi. Oggi stiamo tentando di fare questo. Ecco, abbiamo dei numeri delle persone che grazie a questi eventi hanno trovato lavoro? Ma noi pre-Covid siamo riusciti in un evento con oltre 36.000 persone in 2 giorni a fare 8.600 contratti, era sicuramente un numero molto elevato, ma allo stesso tempo il Job Day non è solo questo, è orientare e anche intercettare tutte quelle persone che invece non riescono neanche a accedere a un colloquio e cercare di fargli capire perché non accedono al colloquio, perché il curriculum è inadeguato, perché non riescono ad avere una metodologia che è sempre più digitale di ricercativa del mercato del lavoro, e questo soprattutto sui giovani che oggi sono tanti. Serve venire qua e imparare come fare. Dall'altra parte però ci sono anche le imprese che grazie a eventi come questo possono farsi conoscere al pubblico. Certo, la parte delle imprese è l'altra verità e noi sempre più stiamo cercando anche a livello governativo di ridisegnare le politiche del lavoro partendo dalle imprese. Tutta la formazione è proprio in corso in questi giorni, il tavolo con le regioni per la modifica del PNRR e quindi il più grosso progetto che abbiamo il PNRR è il progetto GOL, sono 4 miliardi e 6 di formazione per ripartire partendo dalle esigenze delle imprese. È una necessità, le imprese ogni giorno la rassegna stampa di tutta Italia vede 20-30 articoli solo su imprese che cercano e non trovano e questo deve essere risolto. Ecco perché tutti gli strumenti che abbiamo anche di finanziamento europei devono essere riorientati e modificati partendo dalle esigenze delle imprese. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito.
Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valerio, il mercato di San Benedetto è un luogo che per Cagliari, ma anche per tutta l'area metropolitana, quasi 500.000 di residenti sardi, ha un sapore particolare da tutti i punti di vista. Intanto per la qualità e il servizio che gli operatori da decenni rendono e poi perché nel cuore del capoluogo ha da sempre quel suo fascino che lo rende pressoché unico. Siamo con uno degli operatori, settore carni, Maurizio Loi. Maurizio, state vivendo un momento delicato, dovevate andare via a marzo, quasi 200 operatori, in tanti hanno anche chiuso perché nel frattempo la crisi si è fatta sentire, anche quella post pandemia. Si parla di Piazza Nazari, ci sono già i box. Qual è la fotografia che fate voi operatori? Io non sarei mai andato via da qui. Io questo mercato non l'avrei mai chiuso prima di tutto, perché avrei fatto i lavori a settori. Al limite metà e metà, chiuso metà e gli altri operatori avrebbero lavorato. Una volta finito sarebbe stato il contrario e i soldi che hanno speso hanno investito per fare quel mercato li avrei divisi negli operatori quando non si lavorava. C'è un problema di tempi che non conoscete, quando si va via da qui e quanto dureranno i lavori ipoteticamente lì in Piazza Nazari? Allora, intanto il comune dice che i lavori dureranno circa 3 anni. I tempi, prima si parlava di febbraio, poi di marzo, adesso non si sa, qualcuno dice settembre. E quindi anche noi siamo all'oscuro di tutto. La direzione latitante, come al solito, non ci ha mai detto niente, mai mandato una lettera come che noi dobbiamo andare via, che ci saranno dei lavori. Non vi hanno coinvolto? Niente, almeno agli operatori no, magari hanno parlato con il comitato di mercato, però anche loro non è che ci dicano tanto. Quanto vi spaventa la durata dei lavori lì in Piazza Nazari? Molto, molto. Io sono sicuro, almeno penso, spero di sbagliarmi, che qui non torneremo più noi. Se così fosse, per chi guiderà l'amministrazione, abbiamo le elezioni comunali alle porte, sarebbe un bel problema. Certo, io penso che prima di mandarci qualcuno si metterà la mano nella coscienza. Beh, diciamo che le ultime notizie sono che la struttura è a buon punto.
Noi non abbiamo nessunissima fretta perché sinceramente siamo affezionati a questo mercato. Ci lavoriamo, abbiamo tante difficoltà, sicuramente c'è tanto da fare, da sistemare. Anche la gente, la clientela è un po' preoccupata perché è affezionata, quindi siamo tutti nella stessa barca, diciamo. Io spero che sarà almeno dopo l'estate. Ci facciamo la bella stagione, tutti quanti, cerchiamo di lavoricchiare con il rispetto del lavoro di tutti e diamo anche il tempo ai politici di poter quantomeno prendere atto, soprattutto i politici nuovi, prendere atto di quello che si fa e che si faccia bene. Questa è la nostra, quindi nessunissima fretta, che le cose siano fatte bene pensando alla clientela, soprattutto anziana. Quanto siete preoccupati per il trasloco in Piazza Nazari? Siamo preoccupati perché non abbiamo una data certa, quindi dipende da cosa ci fanno sapere. Per quanto riguarda la location, l'area, avete indicazioni incoraggianti? Incoraggianti no, perché comunque è un mercato ristretto, perché lo spazio è quello che è. Gli spazi di vendita sono uguali a questi che abbiamo adesso, però gli spazi per i clienti sono un bel po' più stretti. Quindi bisogna capire se basta lo spazio. Un po' preoccupati siamo perché non so che fine faremo, non lo so, quanto ci dovremo stare e quando ci manderanno, quello è il problema più importante. Si stanno rinviando in mese e non riusciamo a sbloccare nulla, non sappiamo niente, non abbiamo visto manco come andare attrezzato, non abbiamo visto proprio nulla. Questo che non vi abbiano coinvolto rimane un bel problema, anche per l'amministrazione che si insedierà dopo le elezioni. Queste votazioni in mezzo e mo tirano adesso alle elezioni comunali, dopo si vedrà, non so quando sarà, non lo so, che fine fare, quando torneremo qui, io sono già vecchio, non ce la faccio più, non so se durerò ancora fino a tornare qui, non lo so. Billo Vistoso, la società per la quale operi, per la quale sei addetto, si occupa di tutte le merci che arrivano al mercato di San Benedetto, un polmone socio-economico di Cagliari, con le primizie, le carni, i pesci, insomma. Quali sono i problemi nell'andare, nell'ipotizzare questo trasloco in Piazza Nazari? Il problema è lo scarico e scarico in prima parte, perché un ascensore che abbiamo qui in Montacarichi ci stanno 5 carrelli, la media di 200 kg, 1000 kg, 1500 kg, ma lì non c'è un ascensore che può caricare 40 kg, 50 kg, un carrello, 2 ascensori, 2 carrelli, non movimentiamo la media tra carica e scarico e celle, non celle, un movimento di 1200 carrelli, ma non di scarico, come utenza di carrelli, e quando lo faremo? È una cosa impossibile, secondo me no. L'errore del comune è stato che fanno quel mercato, avrebbero fatto una riunione di tutto l'ambiente del mercato, non solo chi ci lavora, ma tutto l'indotto che ci lavorano 400-500 persone. Quanto vi preoccupa questo trasloco che ancora non sapete neppure quando accadrà in Piazza Nazari? A noi non ci preoccupa perché è una cosa impossibile, non andremo sicuramente. Loro le chiamano distrazioni d'arte, ma in realtà molto più semplicemente sono quelle rappresentate dal tempo che ritagliano dalle loro occupazioni. Loro sono Federico Giongo, spirito libero, Gabriele Mura, metodico artigiano, Ossorio Sini, raffinato intagliatore. Un laboratorio di falegnameria, però è anche un posto che richiama e ricorda delle tradizioni. Voi avete avuto un'idea? Qual è questa idea? Allora, l'idea parte un po' anche un po' dall'inconscio, anche da dove veniamo, ovvero dai nostri genitori e la passione che hanno avuto del legno, che si è rafforzata poi nella scuola d'arte che tutti e tre abbiamo frequentato come artisti, e poi da lì si è venuto a concretizzare quello che era il pensiero, l'idea di questo nostro compagno Icco, della realizzazione poi di quella della scultura. Quindi
la capacità di andare oltre, diciamo, i pensieri personali per andare a un riferimento concettuale, quindi condividere una stessa idea, una stessa passione rapportata poi sul legno. Però ho visto dei pezzi che fanno parte dei vostri padri, dei vostri nonni, cioè diciamo che c'è un percorso logico che poi è sfociato in questo che è il lavoro vostro, cioè i giovani sulla scia degli anziani. Assolutamente sì, perché sicuramente molto conta da dove veniamo, diciamo, no? Quindi quello che sono le passioni e le tradizioni che abbiamo conosciuto in famiglia e che poi noi abbiamo fatto nostre e sviluppate poi in altri ambiti, che sono appunto quello scolastico e quello che ci ha portato a fare quello che abbiamo fatto, per comunicare un messaggio che non è quello verbale ma quello dell'arte applicata. Praticamente vi siete divertiti, avete abbandonato per un attimo il lavoro e vi siete divertiti. Sì, un po' come è nata anche la mostra, che è proprio una distrazione d'arte, quindi un'evasione dal quotidiano per cercare di realizzare quello che è un nostro intento, una passione. Quello che è anche appunto del messaggio che si vuole esprimere, che è quello dell'unione, che c'è bisogno appunto di unione tra sardi soprattutto, e quindi di riuscire, diciamo, a coalizzare, a fare il nostro un pensiero, a renderlo appunto pubblico, di condivisione anche con l'osservatore che poi viene a vedere la mostra. Avete trovato anche degli amici, perché nell'arte è bella, ma c'è anche l'arte del saper mangiare e del saper bere. Formaggi buoni, vino buono, dolci di tutti i vicini. C'è forse questa espressione che tu volevi farci capire è che la collaborazione va bene per tutto. Assolutamente, perché tutto si unisce, nel senso dal laboratorio si passa all'arte, dall'arte poi si passa anche a quello che è la radicazione del traditorio, quindi delle tradizioni e quindi anche dell'agroalimentare, in questo caso della dolce vigna di Antonella di Azzara, di Gerolamo Sanna di Samugheo col formaggio e poi dei dolci di Borro e di Maria Antonietta Muroni. E quindi un po' l'abbraccio di queste attività, che alla fine si conclude il discorso anche della mostra su che cosa? Sulla condivisione dei pensieri. Avete intenzione, pensate di fare qualche altra pazzia, qualche altra follia come questa? Speriamo di sì, perché il nostro intento era appunto quello di portare a conoscenza, insomma, di questa nostra opera che abbiamo fatto e quindi magari cercare anche attraverso altre persone che vengono a conoscenza dell'opera di poter proseguire anche questo percorso artistico. Ci porta appunto fuori dal quotidiano, una distrazione d'arte che speriamo di continuare a coltivare. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader lo sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi di. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia.
Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera, buonasera Valerio, buonasera telespettatori di Panorama Sardo e di Telesardegna. Questa sera ci troviamo in un luogo intimo, la bottaia delle cantine Argiolas, e abbiamo raggiunto Mariano Murru per parlare di cosa? Parlare del Vinitaly, dei nuovi eventi in Sardegna, ma soprattutto anche di Asso Enologi e il mondo del vino che tanto ci appartiene nella nostra isola e non solo. Buonasera Mariano, ben trovato. Grazie. Io inizierei subito dal Vinitaly. Che edizione ci dobbiamo aspettare? Un'edizione molto vicina a quelle che sono le festività pasquali, ma soprattutto un'edizione che è caratterizzata anche politicamente, forse ci sarà l'assessore all'agricoltura o forse no, questo non lo sappiamo, ma le cantine sono pronte ai nastri di partenza. Ma assolutamente sì, sarà un'edizione molto, molto importante. C'è stata qualche settimana fa la fiera del Provine, si è iniziato comunque a raccogliere un nuovo entusiasmo che ci fa ben sperare dopo un periodo insomma, di calma e dopo l'euforia che c'è stata nella fase post pandemia. Ecco, tutti i distributori a livello internazionale avevano, come dire, acquisito una quantità percentualmente maggiore di prodotto rispetto agli anni precedenti, e per cui c'è stata una fase di smaltimento del prodotto, poi sono venute le guerre, tutte le situazioni critiche che ancora purtroppo stiamo vivendo, e quindi c'è stato un rallentamento a livello mondiale. Però insomma inizia a vedersi un po' di entusiasmo già prima al Vinespo a Parigi, poi appunto qualche giorno fa al Provine, e ci si aspetta tanto dal Vinitaly, perché comunque l'Italia è un paese, uno dei paesi maggiori produttori al mondo, con tantissime qualità di vino, sempre di migliore qualità, e per cui ci si aspetta comunque degli operatori, la presenza degli operatori esteri, e si spera ecco, di poter conquistare anche nuovi mercati o comunque di confermare i mercati già acquisiti in passato. La grande fortuna dell'Italia è di avere anche una grande biodiversità rispetto ad altri paesi. Questa secondo me è un'arma interessante e vincente. Come Regione Sardegna la riproporremo anche quest'anno in una versione diversa, cioè parleremo di biodiversità, che è una ricchezza importante della nostra isola. Non dimentichiamo che la biodiversità è sicuramente un valore aggiunto per tutta l'Italia, a maggior ragione per la Sardegna, perché insomma, abbiamo tantissimi biotipi diversi, varietà diverse, che ci possono permettere, uno, di offrire dei prodotti nuovi sul mercato, due, anche di proporre delle soluzioni ai cambiamenti climatici che ci stanno creando grossi problemi un po' ovunque. Abbiamo descritto in generale il Vinitaly, ma ci sarà un momento importante, qual è? Allora, ci sarà un momento molto importante, quello dedicato appunto alla tematica biodiversità, che faremo in collaborazione con Agenzia Laore, Agenzia Agris, e ospiterà anche la presentazione del libro del gruppo Graspo, che ha fatto un lavoro a livello nazionale sui vitigni minori e sui vitigni meno conosciuti, e non per niente ha chiesto alla Sardegna di poter presentare il libro nello spazio istituzionale della regione, perché quando sono venuti in Sardegna hanno trovato una ricchezza tale che sono rimasti innamorati della nostra isola. Quindi sarà un momento importante, perché si parla ecco, di questa tematica a livello nazionale, ma ancora di più della Sardegna. L'Agris presenterà un lavoro importantissimo che è il progetto Aquinas, che è stato fatto gli anni scorsi, portato avanti gli anni scorsi e presentato ecco, come pubblicazione qualche settimana fa.
si ripresenterà al Vinitaly, e in quell'occasione, siccome il lavoro è stato fatto sui vitigni minori e sui vitigni tradizionali, e gli spumanti, sia metodo Charmat che metodo classico, che si possono ottenere, noi come assenologi, in collaborazione con Agris e Lavore, presenteremo gli spumanti sardi ottenuti da vitigni tradizionali, e siamo sicuri che stupiremo tutta la platea, quindi siamo molto felici di questo, di portare un qualcosa che nessuno penserebbe, ecco, per la Sardegna, però siamo sicuri che ecco, gli ospiti rimarranno molto colpiti anche dalla qualità degli spumanti che possiamo produrre in Sardegna, sia nella versione Charmat o metodo italiano, come preferite, sia con la versione metodo classico. In attesa del Vinitaly, che ha già la sua data prestabilita ovviamente, perché Verona Fiere lavora in un certo modo, performante e comunque un prodotto consolidato, la Sardegna si prepara ad affrontarlo. In tal senso al Vinitaly noi incontreremo anche il Cannonau Likeness. Approfitto di aprire una parentesi per salutare Davide Gangi di Vino Way, che è il patron di Vino Way, che lui arriva dalla Puglia e conquista l'Italia e il mondo. C'è una collaborazione. Cannonau Likeness l'anno scorso a Oliena, grande successo, quest'anno lo presenterete al Vinitaly. Quest'anno ci sarà appunto la conferenza stampa al Vinitaly, il mercoledì alle 10, al quale attendiamo, insomma, numerosi tutti gli ospiti. Si presenterà appunto la seconda edizione, che si svolgerà ad ottobre a Cagliari, perché si è deciso di trasformarla ecco, in un'edizione itinerante, per portare, ecco, nel primo caso abbiamo portato gli ospiti a conoscere la zona di produzione, di elezione del Cannonau. In questo caso portiamo i produttori in giro per l'Italia e non solo, per far conoscere i nostri prodotti in altre regioni. Quindi saremo adesso la prossima settimana in Campania al Paestum Wine Festival, e questa è la prima edizione delle Wine Tour di Vino Way, una manifestazione molto importante dove l'anno scorso hanno partecipato oltre 20.000 persone, quest'anno un'edizione rinnovata, ancora più importante, con nomi eccellenti che vanno dai più importanti giornalisti alla presenza del presidente nazionale Assenologi, distributori, miglior sommelier d'Italia, insomma ci sono tanti nomi. Faremo delle masterclass, ci saremo anche noi come Argiolas, dove presenteremo la nostra visione di Sardegna, e sarà una masterclass importante con la presenza anche di una verticale di Turriga, ma non solo, e sarà condotta da me e Gianni Fabrizio, uno dei curatori storici della guida Gambero Rosso, quindi un momento importante. E a questo si unirà la presentazione dei diversi Cannonau premiati lo scorso anno nella manifestazione Cannonau Likeness, quindi ci sarà uno spaccato, ecco, della produzione di Cannonau, con alcuni tra i maggiori rappresentanti dei vari territori, da Oliena a Mamuiada, Mandorisa, insomma Sardegna. nord, sud, c'è un po' tutta la Sardegna rappresentata. Mi piace ricordare non solo agli addetti ai lavori ma anche ai nostri telespettatori che nel 2022 Telesardegna, Panorama Sardo, ha documentato un Vinitaly, possiamo dire, monco da un punto di vista anche di comunicazione, ma noi siamo riusciti con i nostri mezzi a documentare il primo evento ufficiale dopo il Covid e senza addentrarci in territori che sono quelli anche della burocrazia piuttosto che dell'ovvietà. Noi faremo sicuramente il possibile per essere presenti anche quest'anno a Verona. Detto ciò, le chiedo una cosa. Alcuni mesi fa su media nazionali, testate nazionali e non solo, glielo chiedo in qualità di presidente Oasso Enologi Sardegna, gli enologi sono stati definiti dei piccoli chimici. Qui mi fermo, non è il caso di andare in profondità assolutamente, però vorrei una sua considerazione che rappresenta gli enologi sardi, ma soprattutto lei è stato uno dei primi a far sì che la nostra Sardegna fosse conosciuta anche per il vino. Adesso c'è Andrea Pala, ci sono altri colleghi insomma, che fanno parte anche del suo staff, della sua associazione. Ma
Abbiamo commentato già ampiamente, c'è stata anche l'intervista del nostro Presidente nazionale che ha chiarito punto per punto, e non solo, ha anche, come dire, fatto vedere al pubblico in quale modo poi queste interviste vengono veicolate. Dunque purtroppo lo spettatore sente e vede solo una parte delle risposte che chiaramente vertono verso la direzione che la trasmissione vuol far seguire, ecco. Ma in linea generale si vedono i risultati di quello che hanno fatto gli enologi, i ricercatori, gli agronomi, cioè la qualità del vino in generale è cresciuta tantissimo, anche in Sardegna. Oggi abbiamo degli ottimi vini un po' ovunque, non solo nelle grandi aziende ma anche nelle piccole aziende. Ci sono tanti giovani enologi validissimi, la regione sta crescendo tanto, per fortuna c'è anche un grande interesse rinnovato nei confronti delle nostre produzioni, tant'è che siamo riusciti dopo 30 anni a riportare il congresso nazionale Assenologi a Cagliari, che si svolgerà dal 30 al 31 maggio prossimi, e dove ci saranno tanti ospiti di livello internazionale, si toccheranno tante tematiche diverse, in primis quelle che riguardano i mercati, ma non solo, e poi per quello che riguarda la nostra isola si parlerà ovviamente di biodiversità, di Sardegna, terra madre della vite, testimonieremo la presenza della vite già in epoca nuragica, quindi prima che arrivassero Fenici, Cartaginesi e quant'altro. Sarà un momento importante per ribadire e far conoscere, ecco, tutti i nostri vitigni e i meravigliosi vini che la Sardegna può offrire, che magari in tanti non conoscono, con un portafoglio che spazia dagli spumanti, passando dai bianchi freschi fruttati con il vermentino, bianchi da invecchiamento, rossi importanti, rossi da dessert e grandi vini bianchi da dessert, e per finire i vini a carattere ossidativo, che sono un'altra eccellenza della nostra isola, quindi veramente un panorama molto vasto. Il nostro tempo a disposizione sta per scadere, ma prima di chiederle, di farle una domanda conclusiva, lei è reduce nei giorni scorsi di un nuovo, possiamo dire, titolo accademico. Ci racconta in esclusiva di cosa si è trattato? È stata una bella sorpresa. Qualche tempo fa sono stato candidato per essere accolto nell'Accademia della Vite e del Vino. È un'istituzione italiana importantissima che ha al suo interno sia corrispondenti nazionali che internazionali, e della quale fanno parte alcuni tra i più illustri enologi, ricercatori, ecco, a livello nazionale e internazionale. Quindi ecco, far parte di questa cerchia di luminari sicuramente mi riempie di orgoglio e di gioia, e mi invoglierà ancora di più a migliorare nel mio lavoro, studiare, intensificare le ricerche per far sì che innanzitutto il vino prodotto nella nostra regione migliori, quindi il settore vitivinicolo in generale, ecco, anche con l'applicazione della ricerca, l'organizzazione di convegni, di momenti formativi, perché quello è alla base del miglioramento della qualità. Grazie. Allora le chiedo in tal senso, il vino è memoria, è radice, è sicuramente racconto e territorio. Non posso chiedere il futuro del vino sardo, ma le chiedo il presente del vino sardo. Il presente del vino sardo è sicuramente positivo, come dicevo prima c'è un grande interesse da parte della stampa nazionale e anche internazionale, tant'è che quest'anno in Sardegna avremo diversi episodi di manifestazioni interessanti per il mondo del vino, a partire da quello che si svolge ad Alghero, alla quale partecipano agronomi e ricercatori di livello nazionale, quindi organizzato dal Conavi. Poi ci sarà il nostro congresso, dove appunto ci saranno ospiti di caratura internazionale, presenza della stampa più importante ovviamente, oltre che voi, ecco, quindi grazie. Vi aspettiamo per seguire tutta la manifestazione. Poi a seguire ci sarà un altro incontro importante, che è quello del concorso
mondiale di Bruxelles, ad Alghero, dedicato agli spumanti, e poi ancora il concorso internazionale del Vermentino, e ad ottobre ci sarà appunto la manifestazione, nuovamente la manifestazione Canonau Likeness, che punterà i riflettori sul Canonau, il nostro vitigno principe. Quindi sarà un caso, o forse perché c'è davvero interesse, si vuole capire di più sulla produzione della nostra isola. Secondo me c'è interesse perché abbiamo dimostrato in più occasioni di offrire della buona qualità, abbiamo un tesoretto, ecco, di biodiversità che ci può permettere di guardare al futuro, e quindi io, ecco, cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno. Sono sicuro che tutte queste manifestazioni porteranno attenzione nei confronti delle nostre produzioni, quindi ci saranno senza dubbio dei risvolti positivi. Comunicare è una delle nostre, sempre stata una delle mancanze, ecco, della nostra isola, quindi queste manifestazioni ci aiuteranno a comunicare non solo i nostri vini, ma anche la nostra storia, le nostre tradizioni e gli altri prodotti eccellenti della nostra isola. Quindi sarà un momento di comunicazione importante a 360 gradi. E noi, anche con il nostro Antonio Carta, siamo pronti a comunicare tutto questo. Noi ci siamo, ecco, ci sarebbe tanto da degustare e ancora da raccontare. Io ringrazio Mariano Murru, continuate a restare con noi, linea alla regia, Valerio Vargiu. Vi aspettiamo. FIMER, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. CoFimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo idrogeno verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo in buone mani la farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valerio, buonasera, siamo alla Corte del Sole col fondatore, con quello che è stato l'architetto di uno sviluppo del centro commerciale con linee molto precise. Parliamo di un luogo dove annualmente passano 7 milioni e oltre di visitatori. Antonio Sardu ha una doppia valenza, impegnato nel mondo del mercato immobiliare, quindi costruire le case in regime di cooperativa e norme di cooperativa, ma anche nell'aver edificato un centro che si pone a una manciata di minuti da Cagliari, da Monserrato e dall'area che fa capo a Elmas e a Semini, si pone davvero come una calamita per le iniziative commerciali di sviluppo.
Antonio Sardo è stato anche consigliere regionale, quindi il momento è ottimo per capire quali sono gli orizzonti di questo consiglio che è stato appena ratificato dalla Corte d'Appello con presidente la nostra Todde, insomma. Ecco, io mi auguro che la Presidente Todde in tempi più rapidi possibili metta a mano ad alcune scempiaggini che sono state fatte in passato, soprattutto durante il governo di Renato Soru, che ha impostato una politica, soprattutto sul piano urbanistico, veramente scellerata. Queste norme ancora presenti del PPR, pensi lei, che dovevano essere recepite in tutti i piani, tutti i PUC della Sardegna, e Morale su 374 comuni mi sembra solo una quarantina l'hanno recepita. Cosa significa questo? Che è difficile attuare quelle che erano norme che non hanno avuto sbocco? È difficile recepire queste norme all'interno dei propri PUC e soprattutto costituiscono un impedimento oggettivo allo un sano sviluppo urbanistico della nostra isola. Ma la grande sciagura che noi abbiamo avuto sta nel fatto che, imponendo delle norme con valenza retroattiva, chi è andato a comprarsi un'area, ad esempio, dove poteva fare una casa, ecco, basta che fosse a una distanza di 150 metri da una chiesa, questa casa non gliel'hanno più fatta fare. E tuttora è così. Quindi come se ne esce? Facendo in modo che queste norme vengano abrogate e rimesse e ristudiate a seconda di quelle che sono le esigenze del mondo della costruzione? Sì, guardi, noi stiamo parlando continuamente del fenomeno dei giovani che scappano. I giovani scappano perché non sanno cosa fare in questa regione. L'economia delle costruzioni potrebbe essere una risposta? L'economia delle costruzioni è sempre stata una risposta all'imprenditoria in termini generali, perché la realizzazione di una costruzione implica tante di quelle professionalità, tanti di quei momenti particolari di approvvigionamento, di infissi, di pianelle, di strutture. E poi in ultima analisi io voglio capire una cosa, ma se vogliamo fare uno sviluppo turistico credibile, ma è possibile che sia tutto bloccato a 2 chilometri dal mare? Non si può fare niente. Ma io non credo che possiamo vivere così. L'ambiente va tutelato. L'ambiente va tutelato, ma se io faccio un albergo a 800 metri, a 1 chilometro dal mare, viva Dio, lo sto tutelando o no? Parliamo in questi termini, cioè oggi qualsiasi iniziativa di questa natura è bloccata in Sardegna, mentre le altre regioni fanno quello che vogliono. Ora io credo, io sono uno di quelli che in Consiglio regionale avevamo fatto i piani territoriali paesaggistici, nel senso che avevamo normato tutti i 2 chilometri intorno alla Sardegna, però lì avevamo anche deciso cosa si poteva fare e cosa non si poteva fare. Quindi una flessibilità è fondamentale nel gestire. Ma certamente, anzi io dico anche che per quanto riguarda certi ambienti, non solo non si disturba il fatto di una risorsa come può essere un residence, un albergo, una struttura ricettiva, ma si migliora, perché magari è un ambiente abbastanza disturbato che può essere migliorato con quella... No, non si può fare nulla. Questa paralisi sta bloccando la nostra isola da tanti anni, ci sta impedendo di fare uno sviluppo credibile, ecco perché poi le famiglie fanno la valigia e se ne vanno. Cosa devono fare? Ecco, parliamo appunto di famiglie, parliamo di come invece viene vissuta la Corte del Sole. Quali sono le attività? Su cosa si deve spingere per essere sempre attrattivi? Questi 7 milioni e oltre, mi conferma che la cifra è questa, i visitatori sono questi? Certo. E bisogna dare servizio alla gente. Ad esempio? Noi stiamo pensando di fare un grosso centro medico, dove un centro analisi, un centro di specializzazione, un centro dove uno... Noi partiamo da un grandissimo vantaggio, che è il fatto che abbiamo 3.600 posti auto in questo centro commerciale. Quindi chi viene qui alla Corte sicuramente il parcheggio lo trova e questo è un gran vantaggio. Quindi se riusciamo ad aumentare i servizi come centro medico, io credo che sia un bel punto di partenza. Non solo, abbiamo progettato e stiamo
in una fase dove dobbiamo trovare le risorse finanziarie per farlo, un albergo, un residence con 240 appartamenti. Magari per gli studenti della cittadella. Magari per gli studenti della cittadella. Ad esempio, magari appoggiati da una navetta che va e viene. Qual è il grosso vantaggio della comunità? Il grosso vantaggio è che qui trovano qualsiasi tipo di servizio alimentare, di cinema, di play city, di negozi, 180 negozi, pensi lei. Quindi, voglio dire, è una situazione ideale per quanto riguarda uno studentato serio, moderno, avanzato, e noi crediamo di realizzarlo proprio in virtù della presenza della cittadella universitaria a 4 passi dalla Corte del Sole. Chiudiamo con il mercato immobiliare. Sì. Come stanno cambiando le richieste degli utenti? Che tipo di case, che tipo di appartamenti si va a cercare su Cagliari, dintorni, Interland, area metropolitana? Guardi, anche su questo rientriamo della validità del PPR e dalla validità degli strumenti urbanistici, ad esempio il PUC. Ai miei tempi, il Consiglio Comunale di Cagliari, io ho avuto l'onore di starci per 14 anni, avevamo portato alla realizzazione di 10 piani di zona. I piani di zona sono quegli interventi di edilizia economica popolare dove la gente con un discorso di circa il 50-60% compra una casa rispetto al libero mercato. In quella fase avevamo immesso questi migliaia di appartamenti nel mercato che avevano soddisfatto migliaia di famiglie che non sarebbero fatte mai la casa senza questi strumenti. E adesso? E adesso nulla, zero, non c'è un comune che fa un piano di zona, non c'è certezza di diritto, non c'è una programmazione del territorio verso uno sviluppo sociale. Cioè, fra un po' ritornerà e scoppierà di nuovo, come io lo vedo, come è scoppiato negli anni '80, il problema drammatico della casa per i cittadini sardi, perché non c'è uno sbocco di edilizia sociale, è bloccato tutto, in qualsiasi comune, e tutto parte da queste norme demenziali. Non c'è più il governo dei comuni, chi governa è tutta la regione. Ma Sesto come va, che è proprio il comune al quale fate capo? Sesto ha avuto una grande fortuna, che negli anni in cui c'era il povero Milesi, presidente del comprensorio, destinammo questo asset di 800 metri della ex 131 a uno sviluppo commerciale eccezionale, perché l'intento dell'amministratore era quello di togliere i grandi servizi d'aria dalla città di Cagliari e portarli fuori. Tant'è che questa è stata costruita a 10 km da Cagliari, non è stata costruita nella periferia di Cagliari. E adesso se lei guarda lungo tutto quest'asse, di questi 800 metri, c'è uno sviluppo incredibile di attività commerciali. Arrivano grandi nomi, insomma, da KFC, ci sono tante grandi compagnie che si sono installate, questo è un buon segnale. Accidenti, io ripeto, la Corte del Sole noi abbiamo il sistema per misurare il numero dei visitatori. Insomma, per essere in Sardegna con 1,5 milioni di abitanti, avere 7 milioni di visitatori ci dà molta fiducia. Chiudiamo con una chicca. Com'è che si è inventato il ristorante per soli celiaci? 140 coperti per soli celiaci. Sì, perché venivano i clienti nei diversi ristoranti che gestiamo qui e ci ponevano il problema. Prima avevamo una cosa un po' ibrida, facevamo qualche servizio per celiaci, però insieme a tutto il resto. Era pericoloso. Io ho voluto tagliare proprio a metà e dire benissimo, dentro questa cucina non entra un grammo di prodotti se non compatibili con chi ha questa patologia. Quindi noi facciamo tutto al 100% per chi ha il problema della geriatria. Per il problema della celiachia. E auguriamo che la nuova giunta regionale possa seguire e dare impulso a economie con norme più flessibili. Sì, assolutamente. Stiamo aspettando curiosità per vedere come si siederà la nuova amministrazione regionale, i suoi assessori, il Consiglio e abbiamo una rinnovata fiducia rispetto, devo dire, a 5 anni dove c'è stato un governo dove non se ne è accorto nessuno che c'era un governo, perché iniziative da qualsiasi tipo di problemi che sono stati affrontati non ne abbiamo visto uno concretizzarsi, quindi abbiamo visto la Sardegna ancora più povera.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Dopo Tramazza e Ghilarza, con 5 Stelle forzisti e nell'ordine poi sardisti, oggi Oristano che accoglie i vertici della coalizione di centrodestra. A loro disposizione la sala riunioni della sede cittadina di Fratelli d'Italia. Consapevoli del successo ottenuto dalla coalizione, si parlerà di strategie per le imminenti amministrative e si discuterà sulla proposta di eventuali primarie. Le ultime elezioni, il confronto regionale ha dato delle indicazioni precise. La coalizione di centrodestra ha preso un sacco di voti. Il problema è stato l'altro, ma adesso oggi vi riunite tutti quanti qui a Oristano per prendere nuove decisioni. Comunque, per quello che ne parla oggi la stampa, non c'è nessun problema all'interno, cioè siete forti e non conviene dividersi. Più di una volta ho sempre affermato che il centrodestra unito vince bene sempre, anche su queste regionali che ovviamente ci portano alla sconfitta sul lato del Presidente, ma come coalizione siamo ben oltre i dati della coalizione di centrosinistra. Ovviamente oggi non ci conviene assolutamente separarci, ma come abbiamo fatto anche in questi ultimi 5 anni, ci conviene fare delle scelte giuste, che siano le scelte dei sardi, perché abbiamo sempre dimostrato di lavorare per il bene della Sardegna. Si parla anche di, così, a un certo punto, di fare un sondaggio, non le vorrei chiamare con l'altro nome, per capire fra di voi chi potrebbero essere, visto che ci sono da decidere sindaci nelle varie amministrazioni locali, e poi c'è anche un impegno più grande, ma quello per il momento non ne parliamo. Stiamo parlando delle primarie Sì, diciamo che i riformatori, nella persona di Aldo Salari, non sono un'azione legata al centrodestra in assoluto, diciamo nella storia del centrodestra, sono una pratica che in alcuni casi ha dato i suoi frutti. Quello che occorre fare è avere bene in mente chi è che deve votare, perché se pensiamo che le elezioni debbano essere aperte a tutti, basta pensare al PD, che ha eletto la Schlein, che non era manco tesserata al PD. Oggettivamente noi a un tipo di primarie di questo tipo saremmo assolutamente contrari, perché bisogna capire bene chi sono gli elettori e bisogna quindi essere estremamente organizzati sul territorio. Secondo me le scelte si possono fare a prescindere dalle primarie, perché se un partito, un movimento è ben organizzato sul territorio, ha la sua classe dirigente che sa fare le sue scelte.
alcune delle, diciamo così, la candidatura della Todde e la candidatura di Truzzu. Oggi, tornando indietro, rifareste la stessa strada? Guardi, secondo me noi, se Paolo avesse avuto un mese in più di campagna elettorale, Paolo avrebbe non vinto ma stravinto. Quindi sì, poi occorre ovviamente in ogni sconfitta e anche nelle vittorie fare un'analisi del voto e dei numeri. Io rifarei assolutamente la stessa scelta e la stessa proposta al tavolo del centrodestra. Chiederei sicuramente, come ho fatto anche nei mesi prima, più tempo al centrodestra, di scegliere prima, quindi anche per queste elezioni amministrative non possiamo sicuramente arrivare a ridosso della data delle elezioni, ma la scelta va fatta e va fatta il prima possibile. Per il futuro riuscire a mettere insieme parecchi sindaci nelle prossime elezioni amministrative potrebbe essere un qualcosa di vantaggioso nello svolgimento di questi anni. Beh sì, consideri che in questi anni il centrodestra ha aumentato in maniera notevole il numero di sindaci civici, perché non dimentichiamocelo, in Sardegna la maggior parte dei sindaci vengono eletti in liste civiche, ma che si sono avvicinati al centrodestra civico-autonomista sardista. Quindi sì, abbiamo tanti amministratori che hanno voglia di fare, questa è una grande forza, una grande ricchezza soprattutto politica. Le ultime elezioni hanno dato un dato di fatto che il centrodestra, comunque la coalizione, è forte. Quindi potrebbe convenire rimanere tutti uniti. La coalizione è forte, chiaramente è necessario rimanere tutti uniti, perché uniti comunque abbiamo una forza maggiore e l'abbiamo dimostrato. Questo è il primo incontro che noi facciamo dopo il risultato delle elettorali e affronteremo sicuramente vari punti, varie tematiche anche in vista delle amministrative che andremo a intraprendere tutti assieme. La domanda che sto facendo a tutti quanti, la scelta del candidato Presidente non ha dato gli effetti sortiti. Rifareste la stessa strada? È una scelta che abbiamo condiviso tutti insieme, chiaramente a posteriori è una domanda molto particolare, però ovviamente bisogna puntare sulle persone e poi la politica, anche questa, e il voto è sovrano. Di che cosa dovrete discutere? Ma forti del risultato delle ultime elezioni regionali, il centrodestra si prepara per assumere la responsabilità del governo dei comuni della Sardegna. Abbiamo idee, progetti da mettere in campo e soprattutto c'è l'unità tra tutte le forze per esprimere anche i migliori candidati. Una proposta primaria? Le primarie sono uno strumento, non l'unico. Penso che si dovrà fare prima sintesi sui programmi e poi sul metodo e i criteri per trovare i migliori candidati per la guida delle città che sono interessate al voto in questa tornata elettorale. Questa volta saranno scelte fatte in casa? Ma saranno scelte che devono partire dalle esigenze, dalle istanze, dai bisogni dei sardi. Non è possibile che arrivino da Roma indicazioni perché si tratta di un metodo che non ha funzionato neanche nel recente passato. Quindi vorremmo proporre un metodo assolutamente nuovo che tenga conto delle specificità e delle città e dei bisogni dei cittadini. Dopo il voto delle regionali era importante vedersi non solo per fare un'analisi del voto ma anche per programmare l'attività futura, quella legata naturalmente alle prossime elezioni amministrative che vedono importanti appuntamenti come quello di Cagliari, Sassari e Alghero. Per la Lega, come sempre, abbiamo ripetuto l'importanza è quella dell'unità della coalizione perché è il più grande valore che noi vogliamo mantenere. Noi stiamo lavorando e abbiamo già lavorato da tempo per essere uniti, per cercare di dare una risposta in termini politici come coalizione di centrodestra allargata, ma ormai da tempo siamo fortemente convinti che laddove si sta assieme, laddove tutti si lavora per una sola direzione, si riesce anche a trovare risultati positivi. Ci sono varie figure per la nostra città capoluogo e penso che al nostro interno troveremo la miglior figura possibile. Il centrodestra riparte, noi ripartiamo da una grande vittoria perché noi ci riteniamo i vincitori di queste elezioni.
da zero siamo arrivati a quasi 40.000 voti. Per quanto riguarda le amministrative, noi abbiamo sempre detto c'è una grande autonomia territoriale. Grande autonomia significa che i migliori, i candidati sindaci devono essere scelti, quindi per noi la politica è quella che deve far funzionare i territori, quindi questa è la situazione. Ipotesi primarie noi non ne abbiamo mai discusso, non la escludo, ma non fa parte del nostro percorso. Parliamo di scenari completamente diversi, parliamo di uno scenario profondamente politico che sono le regionali e uno che invece ha uno sfondo assolutamente amministrativo. Credo che serva per il futuro al centrodestra portare molto più ascolto ai partiti regionali che hanno dimostrato di avere le caratteristiche, gli uomini e le donne capaci di risolvere i problemi e di portare anche risultati elettorali. Siamo qui per verificare il perimetro della coalizione e capire se in ogni singola realtà si possa individuare un metodo, un criterio per la scelta dei candidati che possono dare l'opportunità di vincere e rilanciare una coalizione che in questi anni ha ben governato la Sardegna. Le primarie sono uno strumento importante, bisogna capire uno se ci sono i tempi e due se c'è la volontà di farle in ogni singolo comune nel quale si andrà a votare, perché il criterio dovrà essere naturalmente uniforme. Ecco, i criteri saranno finalmente, qualcuno nella campagna che è appena finita hanno detto che i criteri adottati dal centrodestra, soprattutto per la scelta del candidato, non era il migliore. Ma lì purtroppo non ci sono mai controprove ai noi, ma in questo momento per quello che ci riguarda noi cercheremo di riaffermare il principio che debba prevalere la figura che riesce a tenere unita la coalizione e che può proporsi agli occhi dell'elettorato come una figura trainante e che abbia opportunità di poter guidare l'intera coalizione verso la vittoria. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastrimo dal 1955. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo in chiusura di questa trasmissione dedicata al dopo Pasqua. Abbiamo anche
ascoltato tante cose che poi vedremo nel corso dell'intervista. Vado a precisare che sono 15 anni che subito dopo Pasqua, insieme a Maurizio De Pascale, parliamo di quale sarà l'anno nuovo, ma in questo caso dobbiamo fare gli auguri alla neogovernatrice della Sardegna, prima donna che guida l'esecutivo regionale, e sperare che vada tutto bene. Beh, certamente sì, devo dire che in occasione della Santa Pasqua sono doppi gli auguri per la Presidente, l'ingegnere Alessandra Todde, che si accinge ad iniziare un impegno sicuramente importante, sicuramente motivante, ma sicuramente anche molto pesante. Oggi ha il compito di traghettare la Sardegna fuori dalle sabbie mobili, in una situazione dove una pandemia prima e delle guerre successivamente hanno creato una situazione internazionale che ovviamente incide anche sulla Sardegna. E però ci sono le condizioni per ripartire, noi riponiamo grandi aspettative. La Presidente Todde, che ho avuto il piacere di conoscere in parecchi incontri fatti nel passato, sia quando era sottosegretaria e sia successivamente vice ministro al Ministero dello Sviluppo Economico, oggi rinominato Mimit. Abbiamo avuto modo di incontrarci su parecchie situazioni di difficoltà, di crisi dell'industria in Sardegna, nonché anche abbiamo avuto modo di dialogare spesso e volentieri sulla fabbisogni energetici e sulle fonti di approvvigionamento dell'energia, che rimane comunque uno dei grandissimi temi sostanzialmente irrisolti per la Sardegna. Quindi certamente auguri, certamente grandi aspettative, e siamo certi che la Giunta che vara e che in questi giorni comincerà a lavorare appieno sarà una Giunta fatta da competenze. Queste sono le cose fondamentali che già in campagna elettorale, quando incontrammo i candidati, ponemmo a tutti e tre i candidati come un elemento fondamentale, assessori che abbiano nella competenza l'elemento caratterizzante, perché effettivamente in presenza di una struttura che andrà rinforzata, quella regionale, però degli assessori che sappiano veramente dirigere i settori cui vengono delegati è fondamentale. Andiamo per ordine. Nel corso di questa trasmissione abbiamo un'intervista con un suo collega, Antonio Sardu, che ha realizzato la Corte del Sole, e lì c'era stato un grandissimo problema con l'allora presidente della regione Renato Soru. Sardu chiede che dopo 20 anni si arrivi a una legge per l'utilizzo del territorio regionale. Il mondo delle costruzioni non può più farne a meno. Ci riusciranno i nostri eroi? Allora, guardi, purtroppo ormai con lei questa trasmissione, come diceva, è diventata una bellissima abitudine. E lei ricorderà, ormai saranno 20 anni, che parliamo di legge urbanistica, di leggi di governo del territorio. Ecco, oggi non è più rinviabile, è vero, l'abbiamo detto già altre volte, sembrava che col presidente Pigliarus si stesse varando e poi invece non è successo nulla. Cristiano Herriot ha conservato una bozza di legge urbanistica per quasi 3 anni nel suo cassetto. Sì, in quella legislatura ricordo molto bene che c'era stato un confronto con tutti i territori, quello che all'epoca correttamente venne chiamato le débat public, in maniera tale da poter varare una legge di governo del territorio col pieno consenso non solo degli operatori del settore, ma anche di tutta la popolazione della Sardegna. E però non si è approdati a nulla. Ora qua bisogna avere assolutamente il coraggio e le capacità, ovvio,
per varare la legge urbanistica, senza la quale comunque non solo le famiglie e i cittadini non hanno la visione, non hanno gli indirizzi, non hanno le regole entro cui muoversi, ma soprattutto anche le attività economiche sono sempre in balia della norma, del codicillo, della giurisprudenza consolidata, per cui qualcosa si può fare ma anche non si può fare. Ecco, questa una volta per tutte occorre vararla, e occorre vararla nel primo anno della nuova legislatura, perché diversamente, superato il primo anno, si avvicina il 50%, al 50% si fa la rendicontazione, superato il 50% si è già nella nuova fase elettorale. Quindi è forte l'appello che noi rivolgiamo alla Presidente di lavorare fin da subito alla legge urbanistica. Il nostro telespettatore, che è molto competente e molto attento, ha notato un salto a pie pari dalla giunta Pigliaro alla nuova giunta. Solinas, i due assessori all'urbanistica, Quirico Sanna e Salaris, li abbiamo saltati. Beh, di fatto questo è successo senza assolutamente fare valutazioni o tirare delle somme riguardo alle persone, certamente no, però obiettivamente dobbiamo riscontrare che è vero, c'è stato il tentativo di Aldo Salaris di almeno varare alcune norme chiarificatrici, però di fatto su questo tema siamo un po' tornati indietro. Presidente, è stata una Pasqua nella quale abbiamo avuto molti turisti in meno di quelli che avremmo potuto avere per il prezzo dei biglietti, soprattutto nel trasporto aereo, perché a Pasqua è una vacanza mordi e fuggi. Beh, certamente sì, anche questo è un dato di fatto inconfutabile. È però vero anche che parliamo di una Pasqua a marzo, con un'instabilità del tempo, per cui... Ma anche instabilità del prezzo dei biglietti. E anche instabilità del prezzo dei biglietti. Scontiamo comunque ancora non solo l'insularità, ma la perifericità della Sardegna, che rispetto alla Sicilia certamente è la vera regione periferica d'Italia. E il trasporto aereo è l'unico modo per dare continuità territoriale alla Sardegna. Siamo in presenza di una continuità territoriale, anche questo è una delle prime urgenze della nuova presidenza della regione e del nuovo assessore ai trasporti, perché vede, noi ci troviamo di fronte innanzitutto a due fattispecie fondamentali: le low cost, che ormai stanno prendendo il dominio, almeno dal punto di vista quantitativo, delle rotte e dei trasporti, e con le low cost è sempre più difficile trattare. Parlavo con una delle persone più esperte nel campo del trasporto aereo, l'avvocato Masutti, mi diceva che in Emilia Romagna, a seguito dell'integrazione tra gli aeroporti di Bologna, Rimini, Forlì, effettivamente la capacità negoziale di quella regione nei confronti soprattutto di Ryanair è notevolmente migliorata. C'è un altro fattore che sta condizionando violentemente il trasporto aereo, questa volta nel mondo, che è la carenza di aerei. Dopo i gravissimi problemi riscontrati dalla prima casa costruttrice al mondo, ancora oggi, che è la Boeing, sui 737 MAX, che continuano ad avere dei grossi problemi, si sono, per quel tipo di velivolo, bloccate le consegne, per cui di fronte ad una maggiore richiesta e sempre più pressante da parte delle compagnie aeree, dei cittadini che vogliono viaggiare da una parte all'altra del mondo, di fatto c'è una carenza proprio di velivoli. Questo fa sì che da un lato le compagnie aeree siano anche più contente perché
la percentuale di riempimento sta aumentando, ma lo vediamo anche in Sardegna, dove il numero di passeggeri, prendiamo l'esempio di Cagliari, ha registrato nel 2023 il record assoluto, pur in presenza di un minor numero di voli, perché è aumentata la percentuale di riempimento degli aeromobili. Certamente è ancora oggi quello del costo del trasporto aereo una variabile che penalizza la Sardegna. Io credo che ci siano tutte le condizioni perché ciò non avvenga. Fra l'altro credo che sia opportuno varare quella stessa norma che ha varato la Regione Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda il pagamento della tassa suppletiva. La Regione può intervenire e con le risorse che ha oggi a disposizione la Regione Sardegna questo può essere fatto con una norma che questo Consiglio regionale può varare immediatamente. Siamo all'inizio di aprile, io ricordo che nell'intervista di fine anno il presidente De Pascale aveva preventivato che nei primi mesi ci sarebbe stata un'inversione di tendenza nel costo del denaro. Che cosa sta accadendo? Allora, i primi mesi di quest'anno hanno registrato un rallentamento, anzi una diminuzione dei tassi, modestissima. Obiettivamente noi, almeno queste erano le previsioni del centro studi di Confindustria, ipotizzavamo già per il mese di marzo-aprile almeno una riduzione di 1/4 di punto. L'ultimissima riunione della BCE ha portato una previsione di una riduzione di tassi a partire dal mese di giugno. Ma io voglio fare riferimento alle ultime interviste dei governatori delle banche centrali, quindi partendo dal governatore della Banca d'Italia per andare a quello della Banca di Francia. Non ancora si è espresso il governatore della Banca di Germania, che invece verificata il forte raffreddamento dell'inflazione, che in Europa complessivamente siamo quasi vicino a quel 2% di tasso di inflazione che Christine Lagarde poneva come valore limite al di sotto del quale far partire la riduzione dei tassi. Ecco, le ultime dichiarazioni parlano già di una riduzione prima del mese di giugno. Certamente questo per l'economia nazionale sarebbe una boccata d'ossigeno fantastica, perché farebbe ripartire gli investimenti privati che in una situazione di debito pubblico italiano ancora elevatissimo sarebbe veramente la ripartenza. Siamo in chiusura di trasmissione, stanno per partire i titoli di coda. Parliamo di giovani. I dati ci dicono che quelli che non studiano e non lavorano sono tantissimi, quasi dal record nazionale. Allo stesso tempo è stata valutata la percentuale dei laureati in questa regione, tra le più basse d'Europa, 13%. Beh, io direi, lei ricorderà che per noi i temi fondamentali erano l'energia, i trasporti e le infrastrutture. Quello che lei ha posto adesso è invece diventato il grande vero problema. Noi oggi abbiamo innanzitutto una denatalità e una presenza di giovani in Sardegna sempre più ridotta e bisognerebbe veramente indagare a fondo se questa carenza soprattutto di affezione verso il mondo del lavoro da parte dei giovani sia dovuta agli effetti del Covid, agli effetti della guerra, probabilmente ad altre componenti che non abbiamo ancora capito, però oggi questo è il vero grande problema. C'è una differenza tra domanda e offerta nel mondo del lavoro che non si era mai vista. Oltre a questo c'è anche una carenza di voglia di crescere nel mondo del lavoro.
queste due componenti fanno sì che la Sardegna rischia veramente tanto. Ci sono le potenzialità, ci sono le risorse, perché noi credo che siamo vicini ai 4 miliardi di risorse da spendere, ma se manca il materiale umano che poi dà la spinta a tutto questo, rimaniamo al palo. Un'ultimissima cosa, tra le prime decisioni della neogovernatrice Alessandra Todde, quella di cancellare la delibera per la realizzazione di 4 nuovi ospedali in Sardegna. Lei, che è un costruttore, è d'accordo o no? Magari questo della sanità è un mix molto difficile da raggiungere. Certamente prima di pensare ai nuovi ospedali occorre pensare ai medici che mancano, agli infermieri che mancano, agli OS che mancano, alle specializzazioni che mancano. Sì, ma anche se tutto ciò si riesce a risolvere, l'infrastruttura ospedaliera è fondamentale, non solo perché chi opera tutto il giorno negli ambienti ospedalieri, che già di per sé sono difficili, deve avere degli ambienti consoni, degli ambienti vivibili, ma poi soprattutto il malato deve poter essere curato in un ambiente corretto e giusto per chi deve uscire dalle situazioni difficili. Quindi io non sono d'accordo che non servano dei nuovi ospedali in Sardegna. Dei nuovi ospedali in Sardegna servono. L'attuale infrastrutturazione degli ospedali, faccio giusto riferimento a Cagliari, ma veramente pensiamo di poter sviluppare una medicina e una sanità pubblica al Santissima Trinità, dove per passare da un reparto all'altro bisogna attraversare o il sole cocente o la pioggia? O pensiamo che l'ospedale Marino sia un ospedale degno di questo nome nel 2024? No, la sanità ha bisogno di recuperare medici di famiglia, di recuperare tanto, ma ha assolutamente bisogno di una infrastrutturazione degna di questo nome. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.